In occasione del derby di Coppa Italia Akragas-Licata di domenica 1 settembre alle ore 16 allo stadio Seneto di Agrigento, l'ingaggio della gara, così come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sarà equamente diviso tra i due club. Su proposta della vicepresidente dell'Akragas Roberta Laura, €1 per ogni singolo biglietto venduto sarà devoluto in beneficenza alle volontarie del territorio che si occupano del recupero e delle cure per gli animali randagi. L'appello di Lale è stato accolto dalle due società. La dirigente dunque tiene a ringraziare sia l'Akragas che il Licata che hanno sposato il progetto benefico e ricorda l'impegno delle volontarie animaliste nell'occuparsi dei randagi in difficoltà, affrontando così tante spese e il giusto riconoscimento per tante persone splendide che hanno a cuore la sopravvivenza degli animali feriti e abbandonate. Queste persone sono un esempio in un territorio difficile per gli amici a quattro zampe, conclude sottolineando tutto Roberto Lala.